Buongiorno, buon pomeriggio, salve a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J, salve, benvenuti. Sto vedendo che forse ci sono problemi, no, allora facciamo una cosa, un attimino solo, sto provando. Ho dei problemi con lo smart TV, guarda, è una cosa incredibile, eh? Sti smart TV sembra che vanno tanto bene, ma sembra che ho risolto, eh? Allora, benvenuti, sì, tutto a posto, sentiamo dal cellulare se l'audio arriva bene. Con lo smart TV. Sembra che va tutto bene, sì. Non sembra niente, non mi sembra che va scatti la live, quindi allora, buon pomeriggio a tutti, sono le 15:31, in questo momento praticamente pochi secondi fa sono scattate le 15:31 di questo 10 giugno 2026, come vedete anche giugno corre come un treno e già ci avviciniamo alla metà di giugno, ok? Oramai le scuole sono terminate, in bocca al lupo a tutti quelli che dovranno fare gli esami quest'anno, esami di terza media, esami di maturità, insomma a tutti gli studenti, a tutti i professori, buon lavoro che dovranno appunto valutare questi ragazzi, questi nostri ragazzi. Allora, mia figlia l'anno prossimo dovrà fare gli esami. Allora, sto vedendo un attimo se funziona tutto, mi sembra di sì. Allora, voglio vedere se riesco un attimino, sto su Telegram, sto sul gruppo Amiga Ita di Telegram per fare un attimo un po' di pubblicità a questa live per vedere se qualcuno si unisce alla, diciamo, alla live, se è interessato magari a vedere questi, diciamo, oramai l'ho messo proprio in chiaro che oggi faremo, chiamiamolo così, l'unboxing di questa serie di vinili. Io ringrazio tantissimo mia moglie, grazie perché mi ha fatto un regalo per il compleanno anticipato di parecchio tempo, di quasi 2 mesi, diciamo, di un mese e mezzo sicuro. E quindi niente, è un bel regalo di compleanno perché sono tanti vinili. Lei sa che io sono un assiduo fan degli 883 di Max Pezzali, ho diciamo, i vinili in quasi tutte le versioni che sono uscite, ok? Ho fatto vedere anche più volte durante le live, ho anche i CD, per carità, CD, cassette originali degli 883 no, perché io me le facevo dai CD originali praticamente, quindi li ascoltavo tantissimo in macchina, anzi durante la live poi vi racconterò magari qualche aneddoto o qualche ricordo che ho legato agli 883 intesi proprio come Max Pezzali e Mauro Repetto, cioè Pezzali e Repetto proprio la coppia, gli 883 originali. Poi come sappiamo i due si sono divisi, ognuno ha intrapreso la propria strada. Max Pezzali è diventato un cantante solista, ha avuto una marea di successo, un successo enorme anche con tutti gli album che diciamo sono venuti dopo quelli del gruppo 883. Ok, questa è una bellissima compilation, l'abbiamo vista, abbiamo fatto l'unboxing qualche giorno fa. Questi vinili che vi mostrerò sono usciti circa una settimana fa. Io li ho acquistati su Amazon, poi vi lascerò tutti i link in descrizione per andare a comprare tutto ciò che è ancora disponibile degli 883. Mi sembra che questo ancora c'è, Questo è un doppio vinile colorato, mentre l'originale che ho del 94 anche io è un triplo vinile colorato. Questo però è colorato in modo particolare perché sono al centro uno giallo e uno rosso e esternamente sono bianchi tutti e due, quindi sono presso fusi, quindi durante la stampa con le presse hanno messo del vinile colorato giallo al centro. Voi sapete che il vinile viene prelevato da una macchina che lo rende molto malleabile, molto come pongo, diciamo come se fosse pongo.
viene fatto, diciamo, una serie di spirale piccolina, poi intorno viene messo il vinile bianco, quindi viene attaccato il vinile bianco intorno, viene messo nella pressa, diciamo, questa spirale di vinile, in questo caso giallo e bianco, nell'altro caso rosso e bianco, e la pressa poi lì con la forza, diciamo, con la pressione e con il calore vengono impressi i solchi del vinile dai due master che sono ai due lati della pressa. La pressa fa così e preme questo vinile che in quel momento è molto, diciamo, è molto morbido, ha una temperatura che diciamo può essere lavorato e quindi può essere pressato senza spezzarsi, quindi viene fatto così e nello stesso momento dentro la pressa si raffredda anche, tanto è vero che poi quando la pressa si apre questo vinile ha tutta un'eccedenza intorno che deve essere tagliata e viene tagliata con un taglierino, praticamente viene messo su un piatto girevole con un taglierino da una parte che va a tagliare esattamente alla grandezza del 12 pollici la parte in eccedenza. Poi questi vinili vengono impilati uno sull'altro e poi c'è un altro macchinario o quando sono tiratura limitata all'interno di qualche centinaio di copia addirittura vengono imbustati a mano dentro le buste. Una volta invece quando diciamo negli anni 90 negli anni 80 i vinili andavano e se ne dovevano stampare decine di migliaia, allora a quel punto non si poteva fare assolutamente a mano per quanti dipendenti uno poteva avere e allora c'erano le macchine che con delle ventose a risucchio andavano a prelevare delicatamente questi vinili e li andavano ad imbustare in automatico nelle buste e quindi veramente dei macchinari abbiamo avuto anche negli anni 80-90 per la stampa dei vinili che sono degni. Comunque se andate sui vari social ci sono dei buoni filmati che illustrano come venivano e come vengono fatti. Salve Stefano! Benvenuto a Stefano tra noi! Diciamo dei macchinari che ancora oggi vengono usati perché per esempio mi viene in mente a pensare l'ultimo OST del film Michael di Michael Jackson, quello ne avranno stampate a livello mondiale parecchie migliaia di copie. È vero che li danno da stampare, quindi la casa che detiene i diritti li dà da stampare per ogni stato avrà diversi accordi con diverse fabbriche all'interno di varie città dello stato in cui viene distribuito e quindi diciamo ogni fabbrica non ne deve stampare per tutti, deve stampare quella quantità che gli viene ordinata, però ci sono alcune fabbriche che ancora funzionano come funzionavano negli anni 80-90, e cioè che ancora imbustano anche in automatico, quindi andate a vedere, a cercare questi video perché si trovano. Allora, detto questo, io direi di buttarci a capofitto nell'unboxing, diciamo, di questi vinili. Allora, un attimo solo che volevo mandare anche un messaggio qui. Ok, perfetto. Allora, il primo più alto, voi addirittura, questa è una torre che voi addirittura non riuscite a vedere sopra, ma qui sopra mi è arrivato così questo vinile. Opla, no, il baffo deve ridere. Allora, premesso, il baffo di Amazon è fatto così perché deve ridere, quindi mai metterlo sotto sopra, vedete pure lì. Ok, niente, praticamente questo è arrivato oggi, è arrivato praticamente qualche ora fa. Io lo sono andato a ritirare. Ho più volte detto che io con Amazon mi trovo bene, per carità li potevo prendere anche alla discoteca laziale, li potevo prendere da DVD Land che ho più volte nominato, ci sono tanti negozi di dischi che avevano disponibili questi LP, anche perché ho pubblicato proprio una mezz'oretta fa uno short sul mio canale YouTube, ma poi l'ho pubblicato anche sia
diciamo su Instagram che su Facebook, diciamo uno short, mi sono dedicato a fare un po' di montaggio video, ho tagliato un'intervista che durava quasi 2 minuti a Max Pezzali durante un telegiornale, diciamo l'ho tagliata per rientrare dentro un singolo minuto, io faccio short di circa un minuto, quindi non li faccio troppo lunghi apposta. E niente, praticamente ho fatto questo short dove si vedevano anche tutti questi vinili scorrevano sotto, quindi ho sfruttato questa intervista che è stata fatta a Max Pezzali, tutta tagliata, mi sono dedicato a tagliare, incollare tanti pezzettini di un'intervista di circa 2 minuti, senza ravvelocizzarla, quindi sempre al 100% della velocità, ne ho fatto diciamo un estratto di un minuto e lì ci ho scritto anche che potete trovare tutti i link anche sul gruppo di Facebook www.fb.com/il mondo del vinile o sul canale Telegram t.me/il mondo del vinile, ok? E quindi io su questi due, sia sul gruppo Facebook che sul canale Telegram, ho dedicato ampio spazio agli 883 e a tutti i link che contengono anche questi qua, qualora ci siano ancora disponibili, perché l'ho fatti, quei link li ho messi già da un po' di tempo. Allora, questo mi è arrivato, come vi ho detto, poco tempo fa, e andiamo praticamente ad aprire, ok? Anzi, questo noi buttiamo per terra perché poi tanto raccoglierò tutto quanto io. Allora, andiamo a vedere questo che è l'ultimo arrivato, qual è? Allora, ho acquistato tutto su Amazon per una questione di comodità, questo non si leva proprio, ma che sei incollato sotto? No, c'è solo tanto attrito, solo che io, siccome non voglio rovinarlo, e io forbicine fedeli, andiamo ad allargare un po', ecco, buttiamo per terra perché ammazza, oh, l'hanno proprio compresso qua dentro. È bello sembra, però devo riuscire a toglierlo. Oh, mo sì. Allora, vedete che adesso rimane il problema di come farvelo vedere, perché questo riflette tutto. Vabbè, non è un problemone, Allora, dovrebbe essere così, Oh, il mondo insieme a te. Eccolo qua. E questo già è un disco che non fa parte di quelli degli 883. Oh, beh, è a tiratura limitata, quindi diciamo che forse un valore poi a lungo andare lo acquisteranno questi vinili, Guardate, limited edition 741 di 3000. Questi sono i copyright e quello è il codice a barre, potete leggere tranquillamente. Vedete, 2004-2026. Questo è già un disco, sempre per la Max Pezzali Collection qua, Gli anni d'oro, edizione limitata, vinile cristallo in italiano ovviamente. Max Forever, Max negli Stati 2026 il tour, che tra l'altro è già cominciato il tour e già ha avuto un grandissimo successo, mi pare che ha fatto sold out un po' in tutte le date, quindi, e allora vediamo se vi faccio vedere bene Max Pezzali, il mondo ed insieme a te. Vabbè, tanto questo poi lo trovate, io neanche lo sballo, perché lo hanno sballato tutti quanti i colleghi, i collezionisti, c'è gente che ne ha comprati 2 per ogni copia. Comunque, andiamo a ripassare. Nel 2004 Max Pezzali che cosa ci ha proposto mettendo sul mercato il CD de Il mondo insieme a te.
Ricordiamo che nel 2004, quando è uscito questo album, non mi vorrei sbagliare, riandiamo a vedere, ma mi pare che c'era scritto, sì, 2004-2026, Warner Music Italy Release, copyright 2004, pubblicato 2026. Quindi sì, nel 2004, io vado un po' a memoria, un po' leggo, se c'è scritto riesco a leggere. Allora, vediamo che cosa ci ha proposto da solista, perché non faceva più parte già degli 883, infatti vedete qui il logo 883 non c'è. Allora, ci ha proposto Fai come ti pare, lo strano percorso, la volta buona, eccoti, siamo io e te, il mondo insieme a te, con dentro me la caverò, essenziale e mai uguali. Bellissimo, vedete però qua non ha usato il logo, però diciamo 883 che alla fine è il marchio, per carità. Max Pezzali e Repetto hanno, diciamo, inventato questo nome che, come sapete, viene dalla Harley Davidson. Questo nome gli hanno dato una notorietà enorme, e poi, diciamo, il logo iconico, quello, diciamo, che non è proprio ovale, diciamo quello iconico che è presente su tutti gli album, diciamo, del duo, se così vogliamo. Allora, detto questo, adesso abbiamo aperto Il mondo insieme a te di Max Pezzali e andiamo a prendere, guardate Amazon come, diciamo, come imballa, come mette i pacchi, e noi ci affidiamo al fedelissimo coltellino rosso. E molle, molle, e molle, e molle. Vabbè, lasciamo stare Aldo, Giovanni e Giacomo, lo sketch della matita molle. Allora, guardate, allora andiamo a vedere questo scatolone quanti ne contiene. Allora, carta, 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 e qui ce n'è uno e via. Carta, carta, carta. Ok, e questo è diciamo, è un cartone standard. Io ancora un po' li uso quando devo fare la scenografia, perché si prestano a essere messi a triangolo e quindi reggono un po'. Se devo mettere in mostra qualche cosa, non c'è problema, mi regge la scenografia, cioè dietro la scenografia poi alla fine è fatta con questi cartoni qua. Vedete Amazon, il baffo che ride, e noi andiamo ad aprire il pacco in questo modo. Ok, allora andiamo a vedere qua che cosa ci esce. Oh, questo ce l'ho in talmente tante salse, sarà la quarta copia che compro. Boh. Ovviamente l'avete già capito, nord, sud, ovest, est. Eccolo qua. Metal. A me piacciono un sacco, non so se stai capito che a me piacciono tanto le copertine. Questo è nord, sud, ovest, est. Anche questo, tiratura limitata. Crystal, la copertina è metal e il vinile dentro è crystal trasparente. Ok, Crystal mi ricordo che fecero uscire negli anni 90 diciamo, il disco mix di Come Mai. Come Mai, cantata sia da Max Pezzali che da Fiorello, e poi c'era anche la versione con Fiorello che imita tanti cantanti, quindi canta Come Mai con la voce di Baglioni, con diverse voci. E guardate, questa è la tiratura limitata, andiamo a vedere, questo è il numero più alto, 1752 di 3000, edizione limitata. Andiamo a vedere qui che c'è scritto, tanto la videocamera dovrebbe riuscire a metterla a fuoco. Va, lo leggo dopo perché sto troppo laterale rispetto al monitor, non riesco a leggerlo. Anche questo fa parte del
Max Forever, edizione limitata, vinile cristallo, vedete? E qui c'è scritto 883, vedete? 883 nord, sud, ovest, est. Colorare, ma questo non è da colorare. Qui nella versione originale qui c'è scritto continua, qui c'è scritto colorami, ma colorami c'è scritto nella versione questa di cartone bianco e nero, e io ho anche quella, che mi sembra che il vinile dentro pure quello era colorato, un vinile colorato con la copertina totalmente bianco e nero con scritto colorami, ma questo non è da colorare. Mi sa che questa è stata una svista. Qui ci dovevano stare i riflettimi, che ne so, i riflettiti in questa, perché essendo metallizzato di sicuro non è da colorare, e qui ci hanno lasciato la scritta colorami. Potevano lasciare la scritta della copertina originale con scritto continua, e invece ci hanno lasciato la scritta colorami. Allora, ecco i brani contenuti, vedete? E questi non hanno bisogno di presentazione, C'è il pappagallo, sei un mito, non ci spezziamo, come mai, rotta per casa di Dio, nord, sud, ovest, est, ma perché non ti fa mai fare? Weekend, cumuli e nella notte, bellissimo. E qui ci sono tutte le vignette, diciamo, del fumetto con Max Pezzali, vedete? Bello, bello, bellissimo questo vinile Crystal, anche se dà un po' fastidio alla lettura col fatto che è riflettente, però avendo fatto una serie di vinili tutti uguali, non si poteva, o se ne compravano tutti, comprarne uno solo. Salve Michele, benvenuto, un saluto al nostro amico Michele. Quindi abbiamo visto anche nord, sud, ovest, est degli 883. Allora, questo me lo poggio di qua. Ok, tutta quest'altra roba mandiamo di là. Continuiamo ad aprire perché sono tanti, come vi ho detto. Ok? Quindi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo salutato anche Michele. Archia miseria, questo pesa. Allora, qui dentro ce ne sarà più di qualcuno. Allora, qui sempre noi utilizzeremo il nostro fedelissimo coltellino rosso. Ok, allora vado a tagliare qui e vado a tagliare di qua. Coltellino rosso me lo rimetto qui. Ok, andiamo ad aprire e vediamo qui quanti ce ne sono. Allora, mettiamo questo, 1, 2, 3 e 4, mamma mia. Allora, facciamo una cosa, evitare di fare danni. Eccoli qua, tutti e 4. Questo lo fionniamo là, fionniamolo. Ok. Allora, questi sono 4. E adesso andiamo con ordine e ce li andiamo ad aprire. Anzi, guardate che possiamo fare, li poggiamo qua. Ok? Stanno poggiati là. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Quanta carta che usa Amazon, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, un attimo solo, sto facendo un attimo una cosa. Ok. Allora, baffo che ride, e noi ci andiamo ad aprire anche questo. Andiamo a vedere questo che cos'è. Aperto, 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 aperto. Allora, oh. Questo è un numero alto, è quasi un numero finale. Mi sa che non li trovate più. Guardate un po'. L'album di debutto di Max Pezzali Mauro Repetto in arte 883.
hanno ucciso l'uomo ragno, Crystal Vinyl Metal, la copertina, la cover. Hanno ucciso l'uomo ragno, album iconico, singolo vinile proprio come negli anni 90, album di esordio. Questo brano Hanno ucciso l'uomo ragno è stato remixato in tutte le salse sia negli anni 90 sia più avanti nel futuro. Ok? Andiamo a vedere che numero mi è capitato, via. Allora, questo è il numero 2855 di 3000. Perché dice pubblicato 2000-2026? Ma che è? Beh, i copyright quelli originali di questo vinile, quelli degli anni 90, mi pare che era 92 questo, se non sbaglio. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala. Ah, ovviamente anche questo fa parte del Max Forever, gli anni d'oro, edizione limitata, vinile cristallo. Ok, vedete quello che vi dicevo che ci doveva essere scritto pure lì? Qui c'è scritto continua, proprio così c'era scritto, continua, vedete? Vinile cristallo, continua. Ok, allora, cosa conteneva questo disco? C'era Non me la menare, si incazza, questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi, sei uno sfigato, te la tiri, non me la menare, gospel. E poi la B Hanno ucciso l'uomo ragno, con un Dega non si può andare via, manco più con 10 euro. Prima 10.000 lire, poi 10 euro che so 20.000 lire, qui non si può andare via mai con un Dega, vabbè. Jolly Blue e lasciati toccare, fai vedere cosa c'è. E poi voglio fare proprio grande, Hanno ucciso l'uomo ragno. Ma comunque grande, diciamo grande successo ebbe pure la copertina fatta così, Questa copertina ebbe un successo che Dio solo lo sa, perché era proprio bella, era tutta colorata, cioè diciamo grandissimo successo ebbe proprio anche la copertina di questo vinile, una delle prime con tutti questi colori, fatta in questo modo, cioè con questa scritta, cioè non ce n'erano tante di copertine pensate, ideate così all'epoca. C'erano tantissime bellissime copertine, per carità, cioè ci mancherebbe altro, però così era la prima. Infatti loro si dedicavano molto ai ragazzi, a quelli che avevano un po' l'età mia, diciamo agli studenti delle superiori, diciamo si dedicavano a quelli che stavano un po' all'università, quindi diciamo che era azzeccata per quel periodo storico questa copertina, cioè veramente tanto di cappello a chi ha fatto questa copertina. L'avevo letto perché poi io seguo anche molto tutti quelli che parlano degli 883, quindi tutti i vari youtuber, influencer, chi vogliamo chiamare, quelli che fanno i videomakers che fanno video, l'avevano detto chi l'aveva ideata proprio questa copertina fatta così. Allora, andiamo avanti, che io voglio vedere un vinile che diciamo io non avevo. Vediamo un po' se è questo. Non mi pare. Ecco proprio questo. Allora, ce l'ho su CD. Ce l'ho su CD questo. Non l'ho mai avuto su vinile. Su vinile uscì, per carità. Anche quando venne messo in commercio sia in audiocassetta che in CD, ne vennero fatti una tiratura limitatissima di picture disc, quindi dei vinili con l'immagine direttamente stampata sul vinile. Ok, io ho visto i prezzi di questi picture disc, non ci si può neanche pensare, ma neanche a rate, bisogna vendersi casa per comprarsi un vinile, non è possibile, no? Voi sapete pure com'è la mia
teoria, cioè sono sempre poi pezzi di plastica, per carità, per chi li colleziona hanno un certo valore, però alla fine sono sempre pezzi di plastica, tra l'altro stampati in migliaia di copie, come abbiamo visto già anche questi qua sono 3000 copie ogni, sì, 3000 copie ognuno, quindi sono stampati in migliaia di copie, quindi non sono neanche copie uniche, quindi quando si trova, mi pare che meno di 200, 250 non l'ho mai visto. Di che cosa sto parlando? Della dura legge del gol. La dura legge del gol. Quanto mi piaceva quest'album, veramente, questa è la prima volta che è nelle mie mani in formato vinile. Ok? Questa è la dura legge del gol. Andiamo a vedere che numero mi è capitato. 2618 di 3000. Il bello che io ho fatto l'acquisto appena sono stati disponibili su Amazon. Questo vi fa capire che non è che se li comprate prima a voi vi arrivano i numeri più bassi, non è vero, arriva quello che arriva, a fortuna è. Non è che uno prima li compra e allora si aggiudica i numeri più bassi, assolutamente non è così. Ok? Guardate, adesso vi faccio rivedere il retro della copertina, guardate. Cioè, ma poi Crystal che riflette così, non potete capire che fa sul muro perché riflette la luce. Allora andiamo a vedere, questi sono i titoli, eccoli. Primo tempo e secondo tempo si riferisce ovviamente al lato A e il lato B del vinile. Quindi primo tempo, innamorare tanto, la regola dell'amico, nessun rimpianto, non ti passa più, amico non ti passa più, se tornerai. Lato B secondo tempo, la dura legge del gol, un giorno così, basta un giorno così, a cancellare 120 giorni, andrà tutto bene, e poi finalmente tu, e non mi arrendo. Guardate, questo è un album bellissimo, bellissimo, veramente, veramente degno di nota, vedete il logo di cui parlavo prima, 883, questo non è un ovale, però ha i lati stondati, ed è il, diciamo, il marchio che più ci ricorda gli 883. Sfondo giallo, scritta nera, contorno nero con il bordino giallo ancora intorno. Guardate che pure chi fa i loghi ci studia parecchio, con tutto che sembra molto semplice questo logo, però ci hanno studiato parecchio pure intorno a questo logo. Vedete che qui per esempio non c'è soltanto scritto 883, pure qua non c'è, però questo è il logo che più ci ricorda gli 883, e questo lo mettiamo qui, ok? E vedete che pure qui, guardate, si riprende la scritta continua, vedete pure qua gli anni d'oro, vedete Max Forever Tour 2026, non riesce a mettere a fuoco, non riesce, ecco, vabbè, comunque se legge continua, gli anni d'oro, Max Pezzali, edizione limitata vinile cristallo. Ok, dobbiamo andare ad aprire anche questo, via, noi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, e andiamo sempre avanti, il baffo sempre a far ridere le scatole, facciamo ridere anche le scatole noi, ok, noi le scatole non le rompiamo, le facciamo ridere. Allora, tolto, via, pronti, siamo pronti. Allora ne abbiamo sballati 1, 2, 3, 4, mancano 3, 1, 2 e l'altro sta là. Allora, pam parapam pam pam, che ci sarà qui dentro? Allora, questo pure è un mito, questo è veramente qualcosa di spettacolare, col logo sempre 883, il viaggio in Giappone, grazie mille
Grazie mille Max Pezzali, che ringrazia il suo pubblico per il grande, grandioso, enorme successo che ebbe all'epoca. Guardate che copertine, le copertine sono qualcosa di spettacolare. Guardate, amico non ti passa più. Se avete un buon programma con la I, vedendo il riflesso qui dentro potete pure capire il mio computer, eccetera. Allora, Cecchetto Production. Andiamo a vedere il numero della tiratura limitata. Eccoci qui. Allora, non mette a fuoco come umano lei. 2181 di 3000. Ok? Ecco la lista dei brani, che se li mettesse a fuoco sarebbe anche meglio. Tu la regina del celebrità. Voglio vedere se io l'avvicino un po' di più. Oh. Niente, se mi allontano. Che bello, che bello, che bello, guardate. Veramente, veramente. E qui c'è Max Pezzali 883 Cecchetto Production. Vedete? Max Pezzali 883. E qui c'è, grazie, ovviamente anche questo, Max Pezzali, Max Forever, edizione limitata, vinile cristallo, su copertina metal. Qui al lato A c'è grazie mille, poi c'è la regina del celebrità, qualcosa di spettacolare, ma pure il video è bellissimo. Le luci di Natale, almeno una volta, nient'altro che noi, bellissimo, pure qui il video bellissimo. Viaggio al centro del mondo, pure questa l'hanno remixata, siamo al centro, ci siamo dentro anche noi. Tenendomi dopo il solito beep, la rana e lo scorpione, che ve lo dico a fa, tutto ciò che ho. Allora, ci sono due brani, due canzoni di due autori diversi che mi piacciono tantissimo. Un brano si chiama Favola di Eros Ramazzotti e l'altro è La rana e lo scorpione, proprio di Max Pezzali. Sono due brani molto molto belli, che sono molto molto simili tra loro, raccontano praticamente come se fosse una favola, come se fosse una favola, raccontano una canzone. Cioè, quindi la rana e lo scorpione che è nella sua natura pungere, e invece favola lui che si trasforma in albero per sfuggire, diciamo, un po', se vogliamo metaforicamente, alla vita normale. Quindi lui si era stancato e si trasforma in albero. Quindi voglio dire, sono due lezioni di vita viste in modo completamente diverso, però Favola di Eros Ramazzotti e La rana e lo scorpione di Max Pezzali sono due brani bellissimi, andrebbero ascoltati per chi non li ha mai sentiti. Andateli a cercare, ci sono dappertutto, su Spotify, su YouTube, dove vi pare lo trovate. Quindi Eros Ramazzotti Favola, La rana e lo scorpione di Max Pezzali 883. Ok? Qui questo si fa sempre una bella risata. Siamo arrivati all'ultimo, diciamo all'ultima confezione di questo scatolone. Qua per terra c'è un disastro di cartone. Tra carta e cartone qui c'è una montagna qui per terra. Vabbè, comunque andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo ad aprire. Ecco là, questo pure si è rotto. Allora, andiamo a vedere questo chi è, chi non è una recita di mia figlia. Toh! Il grande incubo è la tua macchina che ferma sotto quell'insegna, mi fa leggere. Benvenuti a te.
La donna, il sogno, il grande incubo. La donna, il sogno e il grande incubo. 883. Che numero mi è capitato? Fatemi vedere, fatemi vedere. Questo è un numero un po' più basso degli altri sul 2000. 1750 di 3000 pezzi. Ok? Max Forever, gli anni d'oro, edizione limitata, vinile cristallo. Max negli stati 2026. La donna, il sogno, il grande incubo. Continua? Non lo sappiamo se continua. È lui che scappa. Vado e non mi fermerò. Oh, questa addirittura prodotta da Pierpa. Questo è il suo grande amico Pierpa. Cecchetto Production. Ovviamente la Warner ci ha messo le mani da tutte le parti. E vabbè. E allora, questa è la lista dei brani. La radio a 1000 watt fino al tramonto ci accompagnerà. Allora andiamo a vedere al lato A di questo vinile. C'è la radio a 1000 watt, fattore S, che sarebbe fattore sfiga, quindi quello che non ti abbandona mai, il fattore S. Ti sento vivere senza averti qui, tieni il tempo, e poi gli avvoltoi. E questo era il lato A di questo. La donna, il sogno, il grande incubo. Ok, lato B, il grande incubo. Una canzone d'amore. Musica, o me o quei deficienti lì, e gli anni d'oro del grande Real. Grandissimo successo con quest'album per Max Pezzali e Mauro Repetto, che all'epoca stavano ancora insieme. E come sempre, come vedete, le copertine sono sempre state su questo genere, sono una più bella dell'altra. Non so chi ha avuto l'idea, infatti mi documenterò, di fare questa collezione con queste copertine metallizzate, perché secondo me è una cosa azzeccata. Non a caso ho speso un sacco di soldi, cioè mia moglie mi ha fatto un regalone, però io so quanto costano questi vini, quindi diciamo la mia famiglia, cioè mia moglie, ha deciso di farmi questo regalone per il mio compleanno, non a caso. Grazie, grazie, perché veramente un qualcosa. Io, come sapete, non compro, c'ho un PC qua del 2012, mi basta, mi avanza, riesco a fare oramai anche i video in 4K grazie alla scheda video che mi ha venduto il mio amico Luca col K, che è il mio amico di vecchia data, non è Luca di Luke 74 Channel, lui non è del 74, ha diversi anni più di me. Ci vediamo spessissimo, quindi la donna, il sogno e il grande incubo continua. E vabbè, andiamo avanti. Belli, belli, veramente belli, veramente belli. Allora, siamo arrivati all'ultima scatola. Eccola qua. Qui ci sono due cose. Una è di mia moglie, quindi non ci interessa. Chiamiamo Coltellino Rosso, il nostro fedele Coltellino Rosso, e vai col tango. Allora, ai 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 ai, perché non so più come metterla sta roba. Allora, questo lo appoggio qua, che è di mia moglie. Questo lo prendo, non c'era manco un pezzo di carta dentro, protezione, niente. Ma vabbè, comunque anche questo
si fa una grossa risata, questo scatolo, il baffo di Amazon che ride, il baffo che ride, il baffo che ride, e visto che questa live è già durata 3/4 d'ora, andiamo a tirare via questo e andiamo a vedere cosa contiene l'ultimo. Manca solo lui, avrete capito sicuramente che è. Allora, io ho fatto, quando ho compiuto 50 anni, 2 anni fa, questo è uno in più, nient'altro che un numero. Allora, prima di raccontarvi questo aneddoto, 625 di 3000, 625 di 3000, questo è uno in più, c'è ancora il logo degli 883, però ovviamente questo è stato fatto solo da lui, da Max Pezzali. Ok, Max Pezzali 883, uno in più, titolo dell'album, e fa parte sempre del Max Forever Tour 2026, gli anni d'oro. Allora, andiamo prima a vedere lato A, punto e a capo, bella vera, non è il caldo ma, non è il caldo ma, sei tu che sei bella vera, essere in te, cloro, come deve andare. Al lato B, la lunga estate caldissima, noi parte 2, Honolulu Baby, so che tu sai, uno in più. Allora, che cosa c'è da dire su questo uno in più? Quando ho fatto 50 anni, quindi ne devo fare 52 adesso, quasi 2 anni fa oramai, c'era un barista che è ancora molto molto famoso, il barista di TikTok, che ha aperto, diciamo, un bar qui vicino casa mia, diciamo vicino casa dei miei più che altro, sulla, diciamo, una traversa della Tuscolana, via Appio Claudio, ha aperto il suo bar, e proprio si chiama proprio il barista di TikTok, Tony Berry. Tony Berry, barista di TikTok, e io andai lì a farmi fare il cappuccino colorato con scritto Reni J 50 anni, e feci uno short, non ha avuto tante visualizzazioni e non ho mai capito perché era fatto bene, perché io lo feci proprio come li fa anche lui, cioè ho ripreso che levavo la schiuma, quindi toglievo il disegno diciamo, dalla tazza, e poi ho usato l'effetto di mandare al contrario il video, e quindi ogni volta che mettevo il cucchiaino si componeva tutta la scritta, quindi Reni J auguri 50 anni, e ci misi come sottofondo musicale, andai a scegliere tra i brani che mi permetteva di mettere sia Instagram che YouTube, e scelsi proprio uno in più di Max Pezzali, perché alla fine quando ho fatto 50 anni non era altro che un anno in più, poi che era un anno tondo, e quindi gli anni tondi poi nella vita, come sappiamo, sono 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, gli altri pure, per carità, però quelli tondi sono una decina, vabbè. E quindi diciamo che niente, sono rimasto un po' deluso che ha avuto poche visual quello short, però diciamo ci sta, non sono famoso io, quindi faccio queste cose più per lasciare qualcosa di me, più per passione, perché mi fa piacere condividere, quella che è la mia vita poi alla fine, perché ecco, queste sono le mie, diciamo, i miei hobby, ascoltare musica, dedicarmi a retro gaming, retro computing, sia hardware, software. Voi sapete, ho pubblicato per esempio su Telegram tutti, ma proprio tutti, in tutte le versioni, i Twilight, diceva vabbè i Twilight sono cose un po' tra virgolette, però è roba vecchissima, tra l'altro funzionavano e non funzionavano, erano un po' dei CD contenenti software di dubbia provenienza, ok? E io li ho pubblicati tutti su Telegram, ma tanto
molte cose non funzionavano, e poi sono versioni, se andiamo a vedere i programmi, sono versioni talmente vecchie, anni 90, compatibili con Windows 95, 98, 2000, figuriamoci adesso, stiamo con l'intelligenza artificiale, cioè non è che fai danni di chissà che entità, ok? Ehm, E poi sono un appassionato di fumetti, di sigle TV, cartoni animati, anime, anzi sto vedendo anche il nuovo Ken il Guerriero. Devo dire la verità, anche i dialoghi, dovendoli fare moderni, sono molto molto colorati. Questi dialoghi pieni di parolacce, di cose che negli anni 80-90, fine anni 80, primi anni 90, quando è uscito Ken il Guerriero qui in Italia, non si poteva assolutamente fare. I dialoghi erano strettamente, diciamo tra virgolette, abilmente censurati, non c'è, Kenny Guerriero non dice mai una parolaccia in tutto l'anime degli anni 80-90, mentre invece qui in 10 puntate già ne ha dette di tutti i colori, quindi voglio dire, pure i nemici, parolacce, cose, poi è molto più crudo, quindi è vero, è molto più vicino al fumetto, come è stato detto da tanti youtuber, è molto molto più vicino al fumetto che non all'anime degli anni 80-90, però ovviamente bisogna anche dire che l'anime 80-90 si riferiva anche ad un pubblico sempre di ragazzi delle superiori, diciamo, quindi forse un po' meno perché già chi andava all'università non li vedeva tanto i cartoni animati, aveva già abbandonato quel mondo, era già gente che andava più in discoteca e magari era più adatto tutti i remix che hanno fatto dei vari brani, perché in discoteca poi ricordiamoci che andavano tanti DJ che hanno remixato i brani di Max Pezzali come Molella, Fargetta, Prezioso, l'hanno remixato i Datura, ma un po' tutti. Secondo me tutti hanno fatto un remix di almeno un brano di Max Pezzali degli 883. Quindi poi ecco, io ho pure Viaggio al centro del mondo, ho il mix con tutti i vari remix. Vabbè, poi c'ho ovviamente quelle dell'hanno ucciso l'uomo ragno, ce ne stanno tantissime versioni, non me la menare, c'ho remix di tantissimi brani di Max Pezzali. Poi un giorno voglio dedicare, poi farò delle live dedicate proprio a farvi vedere tutto ciò che ho di ogni autore, che ne so, di Vasco Rossi, ci vorrà pure un'ora e mezza a farvi vedere tutto, di Max Pezzali, compresi i CD e compresi tutti i mix. Vado e prendo tutto ciò che ho di Max Pezzali e degli 883, quindi faccio vedere tutti i mix che sono usciti pure sull'etichetta FRI, Fry, quelli con scritto Limited Edition dietro, con così tutti i remix, tutte le cose. Vi faccio vedere tutto quello che ho, sia su vinile che su CD di Max Pezzali. Poi possiamo fare una dedicata a Cristina D'Avena, c'ho un mare di roba di Cristina D'Avena, c'ho tanto materiale dei Cavalieri del Re, c'ho tanto materiale dei Queen c'ho tantissima roba, ma veramente, guardate, d'altronde una collezione di oltre 6.000 vinili, cioè c'è tanto 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 da dire, tanto da far vedere, Quindi è un'idea questa di farvi vedere tutto, diciamo, tutte queste collezioni che ho portato avanti, ok? Devo dire che basta, abbiamo aperto un po' tutto quello che volevo farvi vedere, abbiamo visto tutti i numeri di collezione che mi sono usciti, mi riferisco proprio a questa, ai numeri di tiratura limitata, questi qua, vedete, questo è 625 di 3000. Comunque quindi ne esistono soltanto 3000 di ognuno di questi, quindi bisogna pure sbrigarsi, se uno li vuole collezionare, bisogna sbrigarsi ad acquistarli, perché sennò in finale di live mi arrivi Luke, eccolo, lui è Luke 74 Channel di Luca Cusani, lo salutiamo, grazie di essere qui con noi. Vedete, se andate a vedere nella chat di YouTube, c'è scritto Luke 74 Channel, cliccateci sopra, se non vi fa cliccare andatelo a cercare, andatevi a iscrivere al canale di Luke 74 Channel. Come vedi Luca, io continuo a collezionare dischi, quindi io colleziono. Tra l'altro ti ho promesso, io quest'estate vado a prendere gli Amiga 4000, gli Amiga 3000. Luca, io non mi sono scordato, i tre Amiga 4000,
quindi poi ci organizzeremo, se vuoi io ti rinnovo la mia idea, io non li faccio vedere fin quando non mi inviti tu ai collezionisti professionisti, quindi magari poi ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo e io quei 3 Amiga 4000 li farò vedere solo quando ci metteremo d'accordo. Magari nel frattempo faccio vedere tutto l'altro, che ne so, il 3000 Unix lo posso far vedere, posso far vedere gli altri Amiga 2000, ho un Amiga 2000 Blue version, e non è una versione originale, però la Blue version dell'Amiga 2000, posso far vedere tranquillamente il mio Amiga 500, che tra l'altro ho visto che qualcuno ha fatto un video di un Amiga 500 di quelli vecchi modificato per diventare un 500 Plus. Ultimamente mi è capitato, qualche giorno fa è stato pubblicato, ebbene il mio Amiga 500 era con un Super Fat Agnus, tutto completamente, la scheda madre modificata all'epoca però, stiamo parlando della seconda metà degli anni 90, modificata all'epoca per diventare un Amiga 500 Plus. Tra l'altro era piena di switch, di interruttorini, perché c'avevo due kickstart, quindi l'1.3 e il 3.1, quindi due kickstart. Poi c'avevo lo switch per switchare se io volevo che la RAM dentro, perché io c'avevo 2 mega di espansione sotto, poi c'avevo i 512 KB originali dell'Amiga più altri 512 KB aggiunti per farlo diventare come se fosse il 500 Plus. Voi sapete che il 500 Plus usciva con 1 mega di chip, ok, come il 600, anzi il 600 c'aveva 2 mega di chip, mi pare, no, 1 mega, mi ricordo, mo comincia a fare casini. Comunque vabbè, quel 500 io ce l'avevo praticamente, il 500 base senza la GVP A530 laterale, c'aveva 3 mega di RAM, vedeva 1 mega di chip e 2 mega di fast, quindi era un super Amiga 500 e poteva girare sia col Kickstart 1.3 che con il 3.1, quindi una bestia di Amiga 500 che Dio solo lo sa, e già era così. Poi se ci mettevi il GVP laterale, c'erano altri 4 mega che erano però 4 mega GVP, quindi di RAM super veloce a 60 nanosecondi, le vecchie SIM a 30 pin, quelle originali GVP da 60 nanosecondi, si misurava in nanosecondi la velocità, con l'hard disk SCSI, e c'aveva pure il controller per attaccarci il masterizzatore. Come sapete il mio primo CD io l'ho masterizzato con quell'Amiga 500 ed è la colonna sonora di Kenny Guerriero, a Kenny Guerriero Hokuto no Ken Original Songs, il CD giapponese CD audio. Quello è stato il primissimo CD che io ho masterizzato, diciamo, con Amiga 500, con il GVP A530 Turbo, con l'hard disk, perché avevo fatto l'immagine su hard disk, l'immagine, chiamiamola ISO, anche se non era ni ISO, era l'immagine del CD audio sull'hard disk, 650 mega di immagine, e poi con il Philips CDD 2006 2x, primissimo mio masterizzatore, pagato 1.100.000, mi pare, da Emilio. Andate a vedere tra i miei video chi era Emilio Mac 2023, perché ho fatto tutta una live dedicata all'amico Emilio di Lungotevere Pietrapava, Ernesto 75, Mac 2023. Tra i miei video c'è tutta la storia di questo negozio di computer, ok, che era prima un negozio enorme di Commodore. Vi ho raccontato la storia dei magazzini di Emilio, dove ci stavano le pedane intere di drive, joystick, mouse, c'erano pedane intere di mouse, quelli solo per Commodore 64, c'erano pedane intere di espansioni RAM, le 1764 da 256 KB. Adesso questa roba, da quello che so io, è andata tutta al macero, ma c'erano pedane alte 2 metri, perché erano più alte di me. Poi c'erano tanti drive 15412, quelli con il GEOS 2.0 compreso nella confezione, c'erano stampanti, ma c'era della Com, era un magazzino enorme, era impossibile portare via tutto, perché quello saranno stati 300 metri quadri di magazzino pieno di pedane e pieno di roba Commodore. Poi tra l'altro stiamo parlando, come già ho detto in quella live, dei primissimi anni 2000. Il problema era che in quel periodo la Commodore era fallita già da quel dì,
il Commodore 64 non vendeva più niente, io a stento andavo lì, prendevo qualche joystick, qualche drive e riuscivo tramite eBay, che era proprio agli albori eBay, a vendere qualche drive, capito? Ma di più di quello non si vendeva, era 2001-2002, proprio i primissimi anni 2000, perché il Commodore 64 oramai era tramontato da tanto tempo e non c'era ancora questa... Oh, Dio, per il retro gaming sì, ma inteso come mame, io voglio avere dentro casa i giochi della sala giochi, gli arcade. Allora il mame in quegli anni andava fortissimo, ma tutto ciò che era Sinclair Spectrum 48K, 128, il Commodore 64, era tutto morto. In quegli anni non voleva più niente nessuno. Quindi, come adesso io ho la Wii e ho un box pieno di accessori per la Wii e racchette da ping pong, quelli che ci si mette dentro il controller della Wii e poi diventa pure una mazza da golf, l'arco, diciamo, c'ho un sacco di tutte queste cose, c'ho un box pieno perché comprai tutto questo materiale subito prima poi di chiudere Morena Computer e ho degli scatoloni enormi, so grandi, ma veramente grandi così, quasi 1,5 metri, alto 1 metro, pieni di tutti questi diciamo, aggiuntivi di plastica in cui va messo il controller della Wii per poter giocare a tutti questi giochi sportivi, però ce l'ho là e quanto prima poi andranno al macero. Ho provato più volte a metterlo in vendita, ma anche a 5 euro a confezione non ne ha voluti nessuno, quindi diciamo pure quello sarà roba che andrà al macero. E vediamo poi, come ho detto a Luca anche, durante quest'estate vado ai box e vi faccio vedere tutto quello che ho oramai, tutti i drive che ho per il Commodore 64. Vi ho detto che io avevo l'Amiga con tanti drive esterni attaccati, ve li faccio vedere, c'ho tutto conservato io. Non so in che condizioni è, io purtroppo non ho più toccato niente, da quando l'ho spenta quella roba sta lì, non c'ho avuto più modo da dedicarmici. Io per farvi capire sto talmente pieno di cose da fare che, guardate, l'anno scorso c'è stato qui il Maker Faire a Roma e dovevo portare questa è la piastra, la mia Technics che si sono rotti degli ingranaggi dentro e io non sono riuscito a smontarla. È passato un anno, adesso ci sarà a breve di nuovo il Maker Faire Roma e io da Davide Gatti, magari da tutto il suo gruppo di elettronici entusiasti, magari glielo riporto queste due meccaniche e vediamo se riusciamo a smontarle e a ripararle, perché purtroppo si è rotto un ingranaggio che si trova anche facilmente su eBay, ma non è facile smontare quella meccanica. Io non sono Marco Valleggi MVV Blog che lui smonta le meccaniche facilmente. A me mi parte una molletta, io non so più poi dove andarla a trovare. Se si sgancia una molletta e si perde una molletta, lì non funziona più niente, è tutto incastrato lì dentro. E quindi ho avuto paura, l'ho lasciate così. Ce l'ho da parte in attesa di. Ok? Va bene, allora abbiamo visto oggi, abbiamo sballato i 7 dischi, tutti e 7 in vendita per la collezione Max Pezzali 883, vinile Crystal, copertina metal. Ok? Troverete tutti i link qui in descrizione per andare ad acquistare questi vinili. Ok? Io ho pubblicato più volte come sono fatti, come sono le copertine, come sono dentro i vinili, sono trasparenti, diciamo sono bianchi trasparenti, crystal, proprio sono tutti uguali, quindi tutti trasparenti, non hanno una colorazione particolare, sono tutti fatti dello stesso identico colore, tutti quanti trasparenti, quindi crystal. E fuori le copertine sono tutte così metallizzate. A mio avviso, se uno non ha la collezione degli 883 è un buon momento per acquistarli, sono molto belli e quindi dovendo ripartire da zero con la collezione degli 883 vi consiglio questi. Ne sono 3000 per ogni album, quindi 3x7 sono 21.000 dischi, basta, finiti quelli, poi ne faranno altri perché gli 883 la Warner lo sa che come esce una versione nuova dei
gli album di 883 ci sta gente come me che ci spende lo stesso i soldi. Ok, grazie mille, grazie a Luca Luke74 che si è connesso, Luke74 Channel, andatevi ad iscrivere al suo canale. Grazie a Michele, grazie a Stefano che sono stati con me questo pomeriggio. Sono le ore 16:34, abbiamo fatto circa un'ora di live. Ho raccontato parecchie cose, non vi ho raccontato poi gli aneddoti, magari poi ve li racconterò perché poi sennò viene troppo lunga la live, per quanto molti di questi album mi hanno accompagnato in macchina durante tanti viaggi che sono andati in Sardegna, viaggi in Corsica, viaggi un po' dovunque. Io mi ascoltavo gli 883 insieme agli amici che mi accompagnavano in questi viaggi, prima con la Clio, e la mia prima macchina è stata una Clio degli anni 90, me l'ha venduta grande amico Massimiliano, collega dell'Ericsson, e poi acquistai nuova una 206 che era la versione CL col tetto di vetro, una delle primissime col tetto di vetro, aveva il lettore CD e io mi feci un sacco di CD da portare in macchina, quindi masterizzati ma copie dell'originale. Io ho sempre tutti i CD originali che già ve li ho fatti vedere in altre live, quindi io facevo le copie perché io gli originali quelli li lasciavo a casa, però andavamo in giro proprio con la musica degli 883 perché piaceva un po' a tutti quelli che viaggiavano con me. Ok? Detto questo, vi invito a visitare il mio sito www.classe74.it, che è il sito principale da cui prendono vita tutti gli altri, che possono essere per esempio www.legolando.it, www.renij.it, www.legolando.it, www.magliettevintage.it e www.starwarsstore.it. Sono tutti siti di oggetti in vendita su Amazon. Quindi, qualora voi foste interessati a contribuire a tutto quello che io faccio e propongo, basta che facciate un acquisto tramite i miei link, tramite i miei siti, direttamente sul sito originale di Amazon. Quindi trovate qualcosa che vi piace sul mio sito, cliccate sul link, vi si apre Amazon, su Amazon andate a fare l'acquisto e così Amazon mi riconosce una piccolissima percentuale sul vostro acquisto. Ok? Poi vabbè, c'è anche il paypal.me qualora mi vogliate offrire un caffè, troverete tutto in descrizione, però quello che troverete di più sono i link per andare ad acquistare tutti questi vinili. Ok? Per ora è tutto, sono le ore 16:37 di questo 10 giugno 2026. Io direi che da Roma è tutto, ci possiamo anche salutare con la sigletta finale sempre di Reni J. Ok? Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata e buona serata a tutti. Un saluto da Roma, da Reni J. Grazie di essere stati qui con me. Un saluto, ciao, acquistate i vinili, vi metto subito i link. Ciao!
Ciao.